Carissimi fratelli e sorelle della comunità di Nuragus, in questo lieto giorno che segna l'inizio del mio ministero come vostro parroco, è per me doveroso prima di tutto ringraziare il nostro arcivescovo, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Ignazio Sanna. Il 20 maggio Sua Eccellenza Reverendissima mi comunicò la nuova nomina come parroco di questa comunità. Ancora una volta lo ringrazio per questo atto di fiducia manifestato nei miei confronti dopo 10 anni di ministero svolto nella comunità di Assoro. Voglio ringraziare ancora una volta Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Pier Giuliano Tittia, Arcivescovo emerito di Oristano, per 2 motivi. Il primo perché il 21 ottobre del 1995 mi conferì il Sacro Ordine del Presbiterato nel mio paese a Villanova Franca. Il secondo perché dopo 7 anni di ministero pastorale da solo mi ha permesso di dedicarmi per un anno intero allo studio e alla preghiera nel monastero cistercense di Heiligenkreuz in Austria. È stata l'esperienza in monastero una bellissima esperienza di vita contemplativa che mi ha edificato spiritualmente e arricchito culturalmente, infondendo in me nuove energie per esercitare meglio il mio ministero sacerdotale. Tra i sacerdoti qui presenti esprimo fraternamente il mio grazie al Reverendissimo Monsignor Umberto Lai, il nostro Vicario Generale, che in questa celebrazione dell'affidarmi questa comunità mi ha presentato tutti voi come vostro parroco, esortandomi a svolgere con zelo, con prudenza e con entusiasmo questo nuovo compito. Saluto fraternamente in Cristo i sacerdoti delle foranie di Lacconi e Gisili qui presenti e prima di tutto Don Alfredo, parroco emerito di questa comunità che qui ha lavorato per un anno intero e che ha preparato la popolazione ad accogliermi come nuovo parroco. Saluto il vicario foraneo Don Antonio Goi. Se oggi sono qui come Ministro di Cristo e della Chiesa, lo devo anche a lei che come strumento della Divina Provvidenza è stato mio parroco a Villanova Franca per ben 15 anni ed è stato per me un nobilissimo esempio di zelante pastore d'anime. Saluto il signor Sindaco e l'amministrazione comunale, con la quale mi auguro una buona collaborazione per la promozione umana, spirituale e culturale di questa comunità. Saluto ancora una volta con affetto e stima i miei ex parrocchiani di Assoro, dove grazie alla loro accoglienza e collaborazione mi hanno permesso in questi ultimi 10 anni di fare la mia prima esperienza pastorale come parroco. Vi ringrazio per la vostra presenza e assicuro la mia preghiera perché col nuovo parroco Don Francesco Mezza possiate vivere nuovamente una esperienza ricca di fede, ricca di frutti spirituali e di benedizioni dal cielo. Carissimi fedeli della comunità di Nuragus, inutile dirvi che sono molto lieto di iniziare oggi come vostro parroco questa nuova esperienza pastorale. La mia dedizione nel ministero sarà per tutti voi, ma 2 categorie meritano un'attenzione particolare. Prima di tutto le persone anziane e i malati che soffrono e offrono le loro preghiere per l'edificazione spirituale di questa comunità. In secondo luogo i piccoli e i giovani, che sono il futuro e la speranza di Nuragus per una società migliore. Ai giovani dico, come hanno detto già i nostri sommi pontefici Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, aprite, spalancate le porte del vostro cuore a Gesù Cristo, fate entrare Gesù Cristo nella vostra esistenza. È Cristo la nostra unica salvezza, l'unica e autentica speranza. È Cristo la vera gioia che può trasformare la nostra esistenza, donandole un autentico significato.
Cristo ci insegna a vivere l'amore in modo autentico e pieno. Proprio per questo, carissimi fratelli e sorelle della comunità di Nuragos, sarà importante e preziosa la vostra collaborazione. La vostra collaborazione sarà per me e per voi essenziale, fondamentale, per crescere sempre più nell'amore e nella conoscenza di Cristo Gesù. Crescere nell'amore e nella conoscenza di Cristo Gesù significa per ciascuno di noi prendere coscienza del fatto che siamo chiamati come Gesù Cristo ad essere luce del mondo. Ciascuno di noi è perciò chiamato a santificarsi, vivendo la propria vocazione, cioè quella di essere figli di Dio, fratelli di Gesù Cristo, futuri cittadini della Gerusalemme celeste. Ecco il significato della mia presenza oggi in mezzo a voi. Come vostro parroco sarà mio compito celebrare fedelmente i misteri di Cristo per la vostra santificazione, esercitare il ministero della parola, nell'annuncio del Vangelo e nell'esposizione della fede cattolica trasmessa a noi dagli Apostoli. Se vogliamo essere autenticamente cristiani, è necessario riflettere sulle ragioni del nostro credere, domandarci se il nostro cristianesimo è veramente adesione e sequela a Cristo crocifisso e risorto. La celebrazione del sacrificio eucaristico, l'adorazione eucaristica, la catechesi, la preghiera saranno momenti importanti, anzi preziosi, per chi vorrà interrogarsi e verificare le ragioni della propria fede. Oggi il mondo, con le sue continue trasformazioni, ci mette di fronte a delle scelte che interpellano la nostra fede, il nostro essere cristiani. Concludo col chiedere a voi tutti qui presenti una preghiera perché io possa essere sempre un pastore secondo il cuore di Cristo e possa dunque svolgere il mio apostolato con fedeltà, con zelo ed entusiasmo. Grazie.